Leggeremo in Giacomo, capitolo 1. Scusate. Leggeremo tutto il capitolo 1 della lettera di Giacomo. Grazie per esservi alzati in piedi. Dio sia lodato. Inizio la lettura. Amen. Alleluia. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. E quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana.
La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Amen. Accomodatevi pure fin qui la lettura della parola del Signore. La lettera di Giacomo è una delle lettere del Nuovo Testamento definite cattoliche, cioè universale per tutti. Difatti Giacomo, che è il fratello di Gesù ed è il primo pastore della Chiesa di Gerusalemme, desidera scrivere questa epistola alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Cioè a tutto il popolo degli ebrei che a causa della persecuzione in quel tempo si era disperso e che probabilmente soffriva. Il primo punto che affronta è la prova della fede ed è di grande incoraggiamento, perché dice così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Questa deve essere la visione del credente. I credenti non siamo immuni dalle prove, dalle difficoltà della vita. In questa vita abbiamo delle difficoltà, è vero? Amen? Siamo tutti d'accordo. Abbiamo delle difficoltà, ma gloria a Dio, oltre alle difficoltà che abbiamo anche fede in Cristo, vero? Abbiamo speranza nel Signore. E questa epistola è un continuo invitare i credenti ad essere coerenti, a mettere in pratica la fede che si ha nel Figlio di Dio, in Cristo Gesù. Amen. È una continua esortazione, è, come dire, considerate l'aspetto pratico della vita cristiana. Perché la vita cristiana non è solo fatta di teoria, di dottrina, di teologia, di studi biblici, di sermoni che veniamo ad ascoltare, ma è fatta soprattutto di mettere in pratica quello che si ascolta. Amen. E quindi Giacomo desidera incoraggiare i credenti che stanno vivendo delle prove a fare leva sulla propria fede nel Signore. Quindi dice: considerate una grande gioia, non rattristatevi, ma gioite quando siete nelle prove, perché la prova della vostra fede produce costanza e Dio sa quanto abbiamo bisogno di essere costanti. È vero? Amen. Abbiamo bisogno di essere costanti nella fede. Alleluia. E la costanza compia pienamente l'opera sua, cioè l'opera di Cristo in voi. Senza costanza non vedremo mai la gloria di Dio. Bisogna essere costanti per poter vedere la gloria di Dio. Perché il Signore desidera che noi siamo perfetti, completi, di nulla mancanti. Una cosa necessaria per il credente è la saggezza. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Io credo che abbiamo bisogno di saggezza, di essere saggi. E la sapienza viene da Dio, non viene dalla cultura, sapete? Secondo l'ottica umana, il saggio è colui che ha studiato tanto. Ma non è così. Chi ha studiato tanto è pieno di cultura, ma non è detto che insieme alla cultura acquisisca anche saggezza. La saggezza viene da Dio. E in certe situazioni della nostra vita
che viviamo, certe prove, certe decisioni da prendere, abbiamo bisogno di saggezza, di scegliere la cosa giusta, ciò che è giusto. Io desidero fare la cosa giusta. Credo che tutti noi desideriamo fare la cosa giusta, vero? Alleluia. Per fare la cosa giusta abbiamo bisogno di sapienza. Chi è la sapienza? Paolo dice: noi predichiamo Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. Quindi la sapienza di Dio è in Cristo Gesù. Alleluia. Avere Gesù nella propria vita è anche acquisire sapienza. Chi ha Gesù nel proprio cuore, nella propria vita, acquisisce sapienza. Ovviamente bisogna chiedere a Dio, così come scrive Giacomo. Bisogna chiedere a Dio che dona a tutti generosamente, però dice la chieda con fede. Quello che chiediamo dobbiamo chiederlo con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. E Dio sa quante volte ci sentiamo proprio in questo modo, spinti qua e là. Mai sereni, mai fermi nelle nostre decisioni, ma se prendiamo una decisione poi subito la cambiamo, e spinti dalla furia interiore che abbiamo, ci comportiamo poi di conseguenza. Le conseguenze sono poi sbagliate e ci troviamo sempre nell'errore. Un errore dopo un altro. Gloria al Signore. Vogliamo rivolgerci al Signore con fede. Amen. Amen. E significa anche rinunciare a noi stessi. Significa dire al Signore in modo convinto: Signore, io non so nulla, non vedo nulla, non so niente, ma Tu sei tutto, Signore. Tu sei sapienza di Dio, Signore Gesù. Rivelati nella mia vita, fammi comprendere, allarga la mia mente, Signore, dammi una visione, Signore, della mia vita, delle mie scelte, di quello che devo fare, Signore, o non devo fare. Amen, mi state comprendendo? Sono cose che bisogna fare. Alleluia. Dice: chi è agitato qua e di là, chi non ha fede ferma, chi non ha costanza, non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Non riceverai mai dal Signore. Se sei sempre incostante, devi essere fermo in ciò che hai creduto e in chi hai creduto. Alleluia. Parla del fratello di umile condizione, del ricco. Davanti a Dio non c'è né ricco né povero. Il ricco viene innalzato, cioè il ricco viene umiliato, il povero viene innalzato. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione. Siamo stati elevati ad essere figli di Dio. Alleluia. E il ricco deve essere fiero della sua umiliazione, perché siamo uguali davanti a Dio. Che bello, vero? Alleluia. E poi fa l'esempio del sole che sorge con il suo calore ardente, fa seccare l'erba muore, tutto svanisce. Quindi il ricco non può contare sulle proprie forze economiche, sulla propria ricchezza, bisogna contare solo sull'aiuto di Dio. Il ricco, il povero, tutti noi credenti, la Chiesa deve appoggiarsi su Cristo Gesù il Signore. Alleluia. Riguardo alle prove, ritorna Giacomo dicendo: beato l'uomo che sopporta la prova. Che bisogna fare nella prova? Niente, devi pregare il Signore, devi saper aspettare, devi confidare in Lui, non agire tu, aspettare il Signore. Sopporta la prova. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Bisogna sopportare la prova, bisogna imparare la sopportazione.
È un qualcosa che mai non sappiamo più operare, sopportare. Anche l'Apostolo Paolo riguardo alla sopportazione dice sopportatevi gli uni con gli altri. Ma perché dice sopportatevi gli uni con gli altri? Perché siamo diversi. È vero? Gli uni con gli altri siamo diversi. Anche in una stessa famiglia si è diversi. Però bisogna sopportarsi. Con l'aiuto del Signore, con la grazia di Dio, con lo Spirito Santo che agisce in noi se lo facciamo agire. Se non lo facciamo agire lo accantoniamo, dice levati, agisco io e agirà la nostra carne. La nostra carne non è di alcuna utilità. Siete d'accordo? Amen. Alleluia! Dobbiamo imparare a fare un passo indietro e a mettere il Signore davanti a noi. Parla della tentazione. Chi non è tentato? Sono aspetti pratici della vita del credente. Anche il credente è tentato. Noi credenti siamo tentati in ogni cosa, come è stato tentato Cristo Gesù prima di noi. Ma il Signore non ha peccato. Ha vinto ogni tentazione, rimanendo fedele al Padre. Se Cristo Gesù è rimasto fedele al Padre, anche noi guardando a Lui, seguendo i Suoi passi, facendo un passo indietro noi e mettendo davanti Cristo Gesù, la Sua parola, mettendo in pratica proprio quello che leggiamo della parola di Dio, anche noi possiamo vincere ogni tentazione. Nessuno dica sono tentato da Dio. E il Signore mi sta tentando. No, nessuno ti tenta. Il Signore non può tentare i Suoi figli. Dio non può essere tentato dal male ed Egli stesso non tenta nessuno. Ma crediamo veramente che il Signore vuole farci cadere? Se cadiamo, cadiamo per colpa nostra. Dio non ha alcuna colpa. Dio merita solo ogni lode da parte nostra e il ringraziamento. Siete d'accordo? È la gloria che gli dobbiamo. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. Cos'è la concupiscenza? Il desiderio della carne. Se diamo agio al desiderio della carne, fratelli, o credenti o non credenti, non faremo mai la volontà di Dio. Se diamo agio alla carne, faremo in modo che il peccato regni dentro di noi e metta il suo veleno nella nostra vita. E questo veleno poi man mano cresce, aumenta e cresce dentro di noi il peccato. Resistiamo finché possiamo, ma poi non riusciremo più a resistere al peccato e il peccato avrà la meglio su di noi. Alleluia! Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. Non è che il peccato viene subito così, no. C'è un'attrazione prima. C'è qualcosa che ti stimola a fare, non giusta, tu sai che non è giusto, ti stimola a fare questa cosa non buona, che è contro la volontà di Dio, e prima o poi tu cedi. Io cedo, tutti noi possiamo cedere. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Stiamo parlando di morte spirituale, fratelli e sorelle. Alleluia, noi vogliamo essere viventi nel Signore. Amen, siete d'accordo? Viventi in Cristo Gesù. Perché Egli ha vinto la morte per noi, ha vinto il peccato per noi. Quindi la vittoria è nostra e noi possiamo vincere sul peccato. Amen, sulla nostra carne è possibile vincere. Se facciamo agire Gesù, lo Spirito Santo, nella nostra vita. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Alleluia, Dio non cambia mai.
Questa parola ancora oggi la si legge ed è la stessa parola che ha fatto del bene a quegli esuli delle 12 tribù di Israele a cui Giacomo scrive. La parola di Dio fa sempre del bene nel corso degli anni, dei secoli, non cambia mai. Amen. Amen. Alleluia. Dio ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Noi siamo stati generati spiritualmente, nati di nuovo, dalla parola che abbiamo ascoltato. È vero? Ti sei convertita così? No. Credo che qualcuno ti ha parlato di Gesù, della salvezza che è in Cristo Gesù. Questa parola ha generato dentro di te qualcosa. Sei diventato una nuova creatura. Siamo figli di Dio adesso. Alleluia. E come dice Giacomo, in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Insegnamento pratico della vita proprio del credente. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. E invece più delle volte facciamo tutto l'opposto. Sia pronto ad ascoltare, non ascoltiamo mai gli altri, anzi vogliamo che gli altri ascoltino sempre noi. Dobbiamo essere pronti ad ascoltare. Valutiamo anche ciò che gli altri hanno da dire. Lento a parlare. Parla di meno, 2 parole condite con sapienza e con la grazia di Dio. Lento all'ira. L'ira bisogna calmarla, perché non fa niente di buono. L'ira non è da Dio. Quando siamo attaccati dall'ira, siamo toccati dal nemico. L'ira non è da Dio. L'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. È scritto nella parola del Signore. Amen. Perciò deposta ogni impurità e ogni residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola. Amen. La parola va ricevuta con dolcezza. No, sì, ma però tu ce l'hai con me perché sai. No. Ricevi con dolcezza la parola. Da questo dipende la tua salvezza. Purtroppo tante volte mi sono trovato nelle condizioni, poi dopo qualcuno, ma tu ce l'hai con me. Io non ce l'ho con nessuno, non ce l'ho con te. Questa è la parola di Dio, dobbiamo viverla e metterla in pratica tutti insieme. Amen. Ricevete con dolcezza la parola, ricevila come parola di Dio. Lascia stare le considerazioni del tutto umane, le costruzioni che uno si fa, che non sono da Dio, sono costruzioni del nemico, perché vuole distruggere la tua pace, la tua comunione con Dio, l'armonia che tu hai dentro. La pace del Signore, la gioia della salvezza, questo vuole fare il diavolo. Amen. Invece ricevi con dolcezza la parola, e questo è il consiglio. Ricevi con dolcezza la parola, è parola di Dio. Vogliamo dire amen. Così sia. Questo è sottomettersi alla parola di Dio. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Dio ci liberi. Essere convinti della nostra giustizia. Se non metti in pratica la parola di Dio, ti stai illudendo. Pensi di essere salvato, ma non lo sei. Perché fuori viviamo una vita
che è di testimonianza. E cosa stai testimoniando agli altri? Della luce di Cristo? O che sei uguale a loro? Noi vogliamo testimoniare della luce di Cristo. Amen. Vogliamo mettere in pratica la parola, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. Ti guardi in uno specchio, la parola è paragonata a uno specchio, ti fa vedere come sei. Sei in disordine. Prima di uscire ci guardiamo allo specchio. I capelli, io che non ne ho, sono in disordine. Oppure la cravatta non è messa bene, o qualsiasi cosa. Rimediamo, no? E così quando leggi la parola di Dio, con un cuore aperto e sincero, ti stai guardando in uno specchio. La parola di Dio ti sta dicendo: devi rettificare questo tuo modo di agire. Tu devi rettificare questi pensieri che non sono da parte del Signore. Devi rettificare questi desideri, devi stare attento a questi desideri, perché sono desideri impuri. Amen. Amen. Gloria al Signore. Quando uno si guarda, che non mette in pratica la parola di Dio, è come se uno si guarda in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Fa finta di niente. Come se non ha visto, non si è visto com'è. Lui si vede sempre perfetto. Ed è sbagliato. Chi guarda attentamente nella legge perfetta, ed è la parola di Dio la legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. E notate cosa dice Giacomo: egli sarà felice nel suo operare. Se tu metti in pratica la parola di Dio, troverai la felicità. Ti sentirai contento dentro, gioioso e approvato da Dio. Amen. Amen. Questa è la parola del Signore. Se uno si vanta della propria religiosità, è sbagliato. Noi non siamo religiosi. Non sono un religioso. Tu ti senti un religioso? Sei un pastore evangelico, allora sei un religioso. No. Non sono un religioso. Sono uno che è stato salvato per la grazia di Dio, è diverso. Amen. Sono uno che ha creduto in Gesù, ci credo. Sono uno che ha visto la grazia di Dio nella propria vita e ha visto come il Signore ha spezzato le catene che lo tenevano prigioniero nel peccato. Questo sono. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua, inganna se stesso. La sua religione è vana. Ma cos'è la religione? La religione può mai salvare? No, non salva la religione. La religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questo: soccorrere gli orfani, le vedove, nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. La religione pura e semplice è questa. Ma Cristo non è una religione. Amen. Amen. Alleluia, Dio non è una religione. Alleluia, Cristo è l'autore della mia e della tua salvezza. È colui che vuole benedire la tua vita. È colui che ti ha tracciato una strada che vuole che tu debba seguire. Il Signore è uno che ti ha messo in una comunità, in una chiesa, e vuole che tu sia parte attiva nella sua chiesa. Che tu possa svolgere il compito che ti è stato affidato come testimone dell'Evangelo. Amen. Amen. Gloria al Signore. Che dire, fratelli? Io ho concluso. Voglio dire: Signore, aiutami. Aiuta prima me stesso, Signore, aiutami. Perdonami. Leggevo un passo l'altra sera dove Paolo dice: esaminate voi stessi, mettetevi alla prova, vedete come siete davanti a Dio. È duro esaminare noi stessi, è più facile esaminare gli altri. Ma Dio ci dia grazia di esaminare noi stessi davanti a Lui.
e lì troveremo la chiave che il Signore ci darà per inserirla in una porta, che è la porta della grazia, della gloria sua. Amen. La porta della vera felicità. Saremo felici nel nostro operare, così è scritto nella parola di Dio. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore.